coloro che hanno avuto sulla testa l'ipotesi di costruire una grande centrale a metano, di solito si parla da 300 a 700-800 megawatt, non di 10, sanno benissimo che anche una centrale a metano in termini di inquinamento è molto molto rilevante a quelle dimensioni. Quindi il vero problema, più che di fare un confronto tra ciò che è meno inquinante, è di andare a individuare ciò che è rinnovabile. Le biomasse non sono rinnovabili se non riesco a individuare nello spazio e nel tempo di rinnovamento. Se io esaurisco il suolo, se io non riesco a mantenere gli equilibri naturali, se io ho un consumo di energia fossile per produrre quelle biomasse, non è rinnovabile. Questo deve essere chiaro. E sicuramente, siccome ci interessa molto il problema delle emissioni di CO2 come gas clima alterante, un impianto che utilizzi biomasse che hanno bisogno di energia per essere prodotte non è mai in pareggio, e a questo devo aggiungere poi tutta l'energia che si consuma, come già stato detto, per la costruzione della centrale, per il funzionamento della centrale. Quindi non esiste nessuna centrale a biomasse che sia totalmente priva di emissioni di CO2 e che sia veramente rinnovabile. Rinnovabili anche il solare non è totalmente rinnovabile se io utilizzo impianti che richiedono consumi di energia per la costruzione dei pannelli elevati, e infatti si va verso la direzione di nuovi pannelli solari, perché gli attuali non sono tra i più efficienti. Questo è un orientamento verso il quale si va. Per questo motivo oggi di veramente rinnovabile c'è soprattutto il risparmio e l'efficienza, che è il modo migliore per non sprecare l'energia che abbiamo. Chiuso un po' il giro delle domande fatte precedentemente. Allora, il risolto di come io però questa curiosità devo toglierla. Abbiamo insomma i nostri rappresentanti politici, lo dico personalmente, mi avrebbe fatto piacere se fosse stato anche il sindaco per rivolgere qualche domanda anche a lui. Che scenario ci attende a questo punto, questi iter amministrativi che ci sono e le possibilità per chi naturalmente è contrario all'impianto di intervenire? Daniele Fraccaroli, capogruppo di Sanguinetto Cresce, ma anche l'architetto Montioli, se vuole intervenire, e c'è poi Giorgio Scipolo, capogruppo ci dite una parola su questo. Sappiamo dell'iter che ha portato, diciamo, attraverso vari passaggi poi il gruppo di opposizione a prendere coscienza della fagli fare la domanda a lui, posizione precisa. Riusciamo a fare che faccia la domanda a lui. Poi notata. No, c'è una domanda prenotata. C'è una domanda. Ah, perfetto, che ha già il microfono. Allora, attendiamo con la politica perché c'è il supporto tecnologico, è già arrivato là sopra. Prego. Deve alzare il pulsantino. Matteo? Sentite? Provi con voce tonante. Buonasera, sono Lino Pironati del Comitato Antinucleare di Passo Veronese. Voce in capitolo importante dell'ambientalismo e non solo. Prego. Non è questo importante, che siamo molti che ci interessiamo a queste tematiche, quindi non è la persona. Solo per dire che è una persona che non interviene così per la prima volta su questi temi. Prego. Quindi innanzitutto esprimo piena solidarietà da parte del Comitato Antinucleare alla battaglia che state facendo, e noi come Comitato Antinucleare ci siamo formati in maniera diciamo preventiva rispetto al problema. Sulla memoria storica che nel 1979 si voleva costruire una centrale nucleare nella zona del Basso Veronese, e quindi anche se in questo momento non c'è una localizzazione precisa, perché il governo sta aspettando a fare la localizzazione di siti, naturalmente questo avverrà dopo le elezioni, naturalmente in maniera molto opportuna. Noi ci siamo mossi anticipatamente proprio per far vedere che il territorio questo tipo di operazione non accetta.
questo territorio, che ha una sua particolarità, un suo pregio che dovrebbe essere valorizzato. Il fatto di essere privo di urbanizzazione, parliamo praticamente da sotto la statale 10 fino a tutto il Polesine, è un vastissimo territorio che è una rarità ormai della pianura padana, in particolare della pianura padana. Io credo che dovremo guardarci un po' tutti quanti, noi che stiamo lottando per la salvaguardia della salute delle persone, ma anche per la salvaguardia del territorio, e vedere se non si riesce a portare in campo un'azione comune per vedere se si può tutelare questo territorio in maniera più maggiore di quanto è possibile che si riesce a fare adesso. Quindi speriamo che questo si possa riuscire a fare. Siamo in contatto con le realtà dell'Alto Polesine che sono molto interessate a questo argomento, e quindi l'invito è quello di metterci in rete, coordinarci e provare a fare una riflessione su questo. Coordinamento documentato. Grazie a questo e altri argomenti.